Si è accasciato improvvisamente a terra senza più risollevarsi davanti agli occhi prima increduli, poi terrificati, sgomenti e attoniti di tutta la sua famiglia e degli amici che erano in vacanza con lui. È morto così questa mattina verso le 11:30 a Venezia, in Campo Sant'Angelo, Jesus Altamirano, 46enne statunitense californiano, in vacanza in laguna con la famiglia appunto e un gruppo di amici, tutti di nazionalità sudamericana. Forse un malore fatale, forse un improvviso infarto tra le possibili cause della morte, avvenuta anche di fronte ai numerosi passanti che transitavano in quel momento, tra loro anche un ex consigliere di municipalità che ha provato a soccorrerlo insieme ad altri passanti, ma sfortunatamente senza alcun esito. Inutile purtroppo anche l'intervento dei sanitari del SUEM 118 che hanno tentato di rianimarlo anche con l'uso del defibrillatore, ma né quest'ultimo né il massaggio cardiaco sono risultati sufficienti. Sul posto anche gli agenti della questura di Venezia.